Presidente, allora dopo da una Final 8 a un'altra, qui in provincia di Treviso, un giudizio insomma su questa presentazione e in generale cosa si aspetta da questo appunto finale? Ma consentimi prima di tutto di ringraziare la Camera d'Ossonna per l'organizzazione, il Comitato regionale, tutti coloro che hanno partecipato per l'organizzazione di questa manifestazione che viene in Veneto dopo qualche anno. Mi aspetto e sono certo che sarà spettacolo e fair play. E questi sono due sintomi positivi per il calcio a 5 e ci saranno anche qui. Per quanto riguarda appunto dal punto di vista tecnico, cosa si aspetta di vedere di queste 8 squadre insomma? Un buon livello di futsal italiano all'insegna dello spettacolo tecnico e quindi anche un buon pubblico che viene a vedere le partite e che è coinvolto nel futsal italiano. Si parlava durante questa conferenza stampa di presentazione della salute insomma, del calcio a 5 in generale, è un Veneto che insomma, sta offrendo sempre cose importanti a livello di club, no? Se me lo chiede a me, ovviamente che sono il presidente della divisione, devo dire che il vino è buono come tutti gli osti, voglio dire. Nella realtà è un sistema che si è consolidato in questi anni dal punto di vista numerico, dal punto di vista qualitativo, ovviamente soffre come tutti delle difficoltà, ma come dico sempre le risolviamo con la grande passione e anche con un'organizzazione complessiva di livello qualitativo. Puntando sulla qualità si può risolvere anche il problema della crisi economica, così come sta facendo questa società Camera d'Ossonna. Le rubo 2 secondi anche per parlare così in generale delle difficoltà appunto che ci sono spesso e volentieri per quanto riguarda la gestione di una squadra di calcio a 5. Ci sono molte società che velocemente crescono e poi purtroppo hanno dei problemi. Da questo punto di vista quale può essere l'antidoto? Innanzitutto bisogna sapere che il calcio a 5 è uno sport molto giovane, il primo campionato europeo è del 1998, l'antidoto è quello di puntare sulla qualità e puntare sui giovani. I giovani sono il presente e il futuro di qualsiasi sport e costituiscono l'antidoto perché qualità e quantità alla difficoltà di carattere economico che poi speriamo anche che finiscano. Insomma. Allora, presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, quest'oggi si parla di calcio a 5, insomma una grande bella manifestazione qui in provincia di Treviso. Sì, l'ho detto prima, noi siamo orgogliosi, ma siamo soprattutto orgogliosi di questi signori che ci ospitano e che si impegnano così tanto e di conseguenza senza fare tanto noi facciamo bella figura. Però è una manifestazione anche tecnica che risalta i valori del calcio a 5, come diceva il presidente Tonelli, disciplina abbastanza giovane ma nel Veneto già abbastanza consolidata. Sì, infatti insomma ci sono squadre che hanno vinto scudetti qui nel Veneto, poi quest'anno appunto ci sono 3 squadre in Serie 2, non ne parliamo insomma in C1 e in C2 che è sempre aperta la lotta insomma tra le varie società, insomma un movimento sicuramente in crescita. Sì, ma in crescita, come si diceva prima, anche per l'aspetto del settore giovanile. Io credo che pochi comitati regionali abbiano un movimento così articolato a livello giovanile. Noi partecipiamo con tutte le rappresentative e non pochi, perché se pensiamo che con gli allievi giovanissimi solo 12 regioni su 20 e con il calcio a 5 femminile 12 sempre su 20 partecipano al torneo delle regioni, dimostra che il Veneto è sicuramente all'avanguardia e questo, dicevo, non è merito tanto sì, anche del comitato regionale perché a seconda e crede in questa disciplina, ma soprattutto per gli operatori del calcio a 5, in primis Antonio Peron, che si adopera costantemente per sviluppare e per avere idee nuove e giovani per questa disciplina. E anche a livello di impiantistica insomma le cose stanno migliorando progressivamente, sappiamo che c'è sempre stato chiaramente
una difficoltà nei primi anni del calcio a 5 perché le palestre che insomma erano state fatte per, non certo per il calcio a 5 ma in generale che ne so per il basket. Cioè, bravissimo, perché noi abbiamo cominciato con le palestre, con i campi da tennis, con gli spettatori, gli amici pronti lì ad intervenire, anche se intervengono anche adesso perché abbiamo avuto, come sai, 2 episodi non belli, quello del lancio del pallone e quello del giocatore entrato per lavare il pallone che stava entrando in rete, ma insomma speriamo siano solo episodi. Adesso anche l'impiantistica l'abbiamo vista a Ponzano dal 3 al 6 gennaio, l'impiantistica c'è, insomma io credo che l'assessore Speranzon abbia detto bene, stiamo migliorando molto anche sotto quell'aspetto là. Insomma. Allora Presidente, insomma in questa occasione in duplice veste, no? Diciamo come società che assieme a Villorba organizza questa manifestazione e poi come parte in causa, insomma, per una squadra che deve insomma, cercare il più possibile di ottenere un ottimo risultato da questa Coppa Italia. Prima volta in Serie 2, prima volta che giocate questa manifestazione. Orgogliosi di essere organizzatori e concentrati per la partita domani. E, niente, ce la metteremo tutta, ci stiamo preparando bene per la partita domani, lasciamo la risposta al campo. Voi, come giustamente ha detto durante la conferenza stampa, non partite da favoriti ovviamente, diciamo che insomma, dal punto di vista così concreto già passare insomma, una partita dei quarti di finale sarebbe un giusto segnale importante, insomma, già una bella soddisfazione ritengo io, no? Sarebbe una grossa soddisfazione perché è vero, non partiamo, ripeto, non partiamo da favoriti e il traguardo della Final 8 è già stato un traguardo veramente storico, però abbiamo questa speranza e anche la consapevolezza che possiamo arrivare almeno in semifinale. Si parlava così in generale insomma, dello stato attuale dal punto di vista psicofisico della squadra, no? Una squadra così in generale che cerca insomma, delle partite importanti deve essere tesa, diciamo, dal punto di vista attenta, no? Per non avere magari di blackout durante la partita, meglio di un'occasione così non ce n'è. Senz'altro, poi veniamo anche dall'ultima partita di campionato dove il blackout c'è stato, quindi abbiamo anche un fresco errore, un fresco ricordo di una partita gettata e quindi questo ci aiuterà sicuramente domani a far tesoro quindi di non calare l'intensità ma di prendere la partita come deve essere presa con la massima intensità e concentrazione. Questo campionato vi ha dato anche la possibilità insomma, di osservare e di fare anche molta esperienza, quindi ci sono anche giocatori di esperienza, insomma, alcuni stranieri che insomma, hanno già giocato questo tipo di manifestazioni. Lei immagino che si aspetta da questi anche capacità di trasmettere la giusta emozione ai compagni magari più giovani. Saranno la nostra arma vincente e speriamo loro siano domani al 100% della forma. Chiaramente la squadra girerà attorno a loro e con l'aiuto poi dei nostri italiani veterani ormai che si stanno comunque ben destreggiare anche ormai in campionati nazionali.